Una buona serata a tutti quanti i nostri telespettatori, benvenuti a questa puntata di TV7 Match, benvenuto al nostro editore Ermanno Casen, buonasera Ermanno, buonasera ai nostri ospiti, li presentiamo subito. Corrado Bidoia, un giovane imprenditore, buonasera Corrado Bidoia, buonasera Fabrizio Zampieri, buonasera, un economista esperto in criptovalute, buonasera Francesco Pontelli, buonasera anche a lei, è un economista, e buonasera a Maurizio Pallante del Movimento per la Decrescita Felice. Buonasera. Signor Pallante. Allora, come sempre, noi questa sera affronteremo nella nostra prima parte un tema importante, perché è il tema del denaro, Ermanno. Allora, come abbiamo detto la volta scorsa, il problema è cosa intendiamo per denaro e come gira la valuta e come storicamente si è creato questo concetto di denaro, perché questo è molto importante, come si è trasformato nel tempo, che tipo di utilizzazione viene fatta, soprattutto con le tecnologie moderne, come questa valuta viene utilizzata e che tipo di effetti può avere nella valuta stessa. Abbiamo degli esempi, per esempio quando si è passato dalla moneta, diciamo, in metallo, che poteva essere oro o argento, in moneta di carta, piuttosto che in moneta virtuale, che è la carta di credito oppure il telefonino attraverso il quale io posso pagare. Quali sono i rischi, quali sono le problematiche e l'oggetto di questa sera. Certo, ma noi in apertura come sempre abbiamo le nostre ricorrenze storiche, un appuntamento fisso da questo punto di vista. Allora vediamo la sigla di Memorandum, così vediamo di che cosa parliamo in questa prima parte. Memorandum. Storia e memoria. 29 aprile 1906. Nasce in provincia di Pesaro e Urbino Enrico Mattei, figura chiave del nostro dopoguerra. Fu fondatore dell'ENI e morì in un controverso incidente aereo. 30 aprile 1982. La mafia uccide Pio La Torre, deputato del Partito Comunista. Fu promotore del disegno di legge che introduceva per la prima volta il reato di associazione mafiosa e la confisca dei patrimoni mafiosi. Allora, queste le due ricorrenze, queste le due figure che vogliamo ricordare questa sera. Iniziamo allora con Enrico Mattei e lo ricordiamo con questa intervista. Vediamo. Grande così, uno di quei gattini dei contadini, magri, affamati, deboli. Aveva una gran paura, si vedeva, perché vedeva i cani, però aveva anche una gran fame. E si avvicinò piano piano, miagolando, guardando i cani, e siccome i cani erano immersi con la testa nel catino, il gattino seguitava ad avanzare. Arrivò sotto il catino, guardò ancora i cani, fece un miagolio, i cani erano dentro che mangiavano, e con uno zampino lo appoggiò all'orlo del catino. Il bracco tedesco gli diede un colpo, lanciando questo gattino a 3 o 4 metri di distanza, con la spina dorsale rotta. Il gattino visse qualche minuto e morì. Questo episodio mi fece una grande impressione e l'ho sempre ricordato, specialmente in questi anni. E siamo stati il gattino per i primi anni, avendo contro una massa di interessi paurosi. Contro di noi si è sollevata una polemica terribile e abbiamo seguitato a lavorare, a rafforzarci, cercando di non farci colpire. Il tentativo era o di soffocarci o di lasciarci deboli. Piano piano ci siamo rafforzati, lavorando con tenacia, e oggi il gruppo ENI è una grossa forza,
è una grande impresa che può guardare al futuro con tranquillità e che può fronteggiare vittoriosamente la grande coalizione dei colossi petroliferi. Allora, ecco, questa è una di quelle più conosciute tra le interviste di Mattei, con questo aneddoto del gattino e appunto diciamo noi in questi anni siamo stati il gattino. Ricordiamo Mattei, fondatore dell'ENI. No. Come no? Non è il fondatore dell'ENI? No. No. Il fondatore dell'ENI è Mussolini. Prego. Pontelli. Ma quello che colpisce di Mattei sinceramente è sempre la visione strategica a medio-lungo termine, quella che manca da noi da 30-40 anni. Lui ha sacrificato la propria vita per dare appunto un respiro internazionale alla nostra economia dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico. Viceversa in Italia stiamo ancora lavorando nell'ottica dei 6, 8, 12 mesi e massimo 2 anni. Quindi ce ne fossero persone come Mattei in giro, perché una sua visione del genere darebbe sicuramente un aiuto ed un respiro ancora più internazionale all'economia italiana. Purtroppo non ce ne sono in giro. Certo. Vidoia, cosa ricorda? Innanzitutto comunque mi sembra che l'ENI risalga al 1952, quindi credo che Mussolini non ci fosse già più. Comunque io posso dire che Mattei ancora oggi per tutti gli imprenditori italiani rappresenta in determinate realtà un grande valore. Io ricordo un viaggio che ho compiuto in Iran, alla raffineria di Abadan, dove ci fu un famoso incidente internazionale che portò alla destituzione del primo ministro Mossadegh. E ancora oggi la gente in Iran si ricorda che Mattei fu il primo a rispettarli, a trattare con i paesi che all'epoca venivano calpestati da quelle che venivano definite le 7 sorelle. E ancora oggi noi viviamo della eredità positiva di quest'uomo. Certo. Zampieri, una figura importante del dopoguerra, si diceva ce ne fossero oggi di manager così. Ma sicuramente è una figura importante. Lui ha detto una frase importante che mi è rimasta impressa. Ha detto infatti hanno tentato di soffocarci e ci sono poi una serie di interessi che vanno al di sopra di certe parti. Questa quindi è una cosa vera che non era solo di quel tempo, ma è anche di oggi, è di piena attualità, quindi in certi ruoli, in certi settori produttivi ancora purtroppo si va avanti in questo modo per interessi, per affari privatistici e spesso certi personaggi poi risultano scomodi ed è proprio per questo che io non credo minimamente nell'incidente fortuito poi nel quale certo dopo eventualmente adesso sentiremo Pallante. Oggi è una figura analoga a quella di Mattei, dovrebbe fare il contrario di quello che ha fatto Mattei, perché noi siamo in una situazione in cui l'uso delle fonti fossili aumenta le emissioni di anidride carbonica in atmosfera, l'effetto serra, ed è il pericolo più grave che stiamo vivendo per il futuro dell'umanità. Contemporaneamente sprechiamo il 70% dell'energia che utilizziamo nelle case, nella produzione di energia termoelettrica, nell'autotrasporto. Oggi c'è bisogno di un slancio progettuale innovativo verso tecnologie che aumentano l'efficienza con cui si usa l'energia, per cui dobbiamo garantire gli stessi consumi consumando molto di meno. E questo è il futuro del settore energetico, non più come era negli anni 50, quando Mattei ha dato un impulso all'ENI. Certo. Ma io sono assolutamente d'accordo perché l'energia fossile ormai sta inquinando il pianeta, non solo per l'uso che ne facciamo, ma anche per i prodotti derivati, tipo le plastiche e cose di questo genere. E quindi è importante porsi
il problema come consumare meno energia, ma soprattutto come produrla a un costo che sia rigenerabile, che sia riciclabile. Ma l'ENI nasce nel ventennio, e nasce nel ventennio perché ottiene le concessioni a Mosul, in Iraq, ottiene le concessioni perché fa parte della guerra del petrolio che dopo la prima guerra mondiale viene scatenata perché c'è la corsa del petrolio, francesi, inglesi e anche Mussolini, tardi, ma si rende conto che c'è bisogno del petrolio per lo sviluppo economico del paese. Alla fine della guerra l'ENI viene dato la mansione a Mattei di metterlo in liquidazione. Mattei si incontra segretamente con Fanfani e dice è una follia, perché il futuro dell'economia del mondo è sul petrolio. Allora eravamo anni luce distanti dalla produzione di energie alternative in altra maniera. E quindi dice conviene salvarlo, e riesce a salvarlo e fa un trucco. Scopre improvvisamente che in Val Padana c'è il petrolio e fa una grande sceneggiata e quindi riunisce tutti i giornalisti e verso, mi pare fosse il 54, fa questa sceneggiata tipo film americani dove il petrolio da questo tubo infilato dentro la terra viene fuori il petrolio e quindi la quotazione in borsa dell'ENI cresce e improvvisamente riesce a raccogliere un po' di denaro per riuscire a dare vita a questa società. Ma il suo errore, lui non ha denaro, quindi non può andare a competere con le grandi compagnie che dicevano a qualche emiro ti do $1 miliardo e poi mi dai la concessione per poter ricavare petrolio, perché non hai soldi per poterlo fare. E allora cosa fa? Dice, io tutto quello che tiro fuori facciamo il 50%. E vedrai che alla fine di tutto quello che tiriamo fuori ci guadagni molto di più. Cioè io non ti do soldi. Ecco, in questa maniera che scombina il mercato. Le compagnie petrolifere si trovano, è vero che tirano fuori miliardi di dollari, ma è vero anche che poi alla fine Mattei dà un rendimento molto maggiore di pozzi petroliferi rispetto alle grandi compagnie. È lì che va in conflitto, ma altrimenti non. Questa è la genialità di Mattei, non poteva competere certamente con la Exxon, con la Shell e con tutte le altre. Appena avrà possibilità di cominciare a estrarre petrolio e poterlo mettere sul mercato a un prezzo buono, perché può competere, lui non ha costi o rischi di impresa, perché tutto quello che viene fuori lo divide con i partner e quindi incomincia a aprire in pochi anni una capacità finanziaria che era inimmaginabile. E naturalmente questo va in conflitto con gli interessi di tutto il resto, non solo, ma crea delle aziende che creino macchine per la ricerca del petrolio e quindi va a cercare petrolio altrove, dove gli altri non vanno a cercare. È il primo che scopre l'Enis, che scopre il petrolio in Nigeria. E lì è il grosso vantaggio. Quindi questa dinamicità che ha nel gestire un'azienda di Stato poi, un'azienda di Stato, questo è l'importante. Si crea chiaramente tanti nemici, non solo politici, crea dei giornali, crea catene di alberghi, fa una macroeconomia collaterale all'attività petrolifera. Il suo grande nemico si rivelerà dopo, ma qui c'è un punto interrogativo, è Cefis, che è il suo successore quando precipiterà l'aereo che veniva appunto dalla Sicilia e dove si pensa che sia stato un attentato, e da qui il film su Mattei e su Leni. Il caso Mattei. Il caso Mattei. Ma c'è qualcosa di vero, perché quel giornalista famoso che stava indagando per conto del regista sparisce improvvisamente e quindi il regista è costretto a costruire una ipotetico narrazione cinematografica, ma senza quella documentazione che invece sparisce assieme al giornalista.
E adesso andiamo al 30 aprile 1982, l'omicidio di Pio La Torre. Volevo fare un particolare. Mussolini, per fare la guerra in Etiopia, vende i pozzi petroliferi dell'Eni e prende il denaro perché dice vado in Etiopia e lì conquisteremo l'Etiopia e tutto il resto, perché non aveva i soldi per fare l'impero famoso, no? E c'è una ricorrenza la prossima settimana, mi pare, sulla costituzione dell'impero. E quindi vende i pozzi petroliferi e va esattamente al contrario di quello che invece era la tendenza di allora, di utilizzare il petrolio per poter poi, anche a livello bellico, per poter essere indipendenti, cosa che non riesce a fare. Adesso andiamo al 1982, 30 aprile, l'omicidio di Pio La Torre, lo ricordiamo così. Il deputato comunista Pio La Torre fu ucciso assieme al suo autista il 30 aprile 1982. Per anni si era battuto perché fosse approvata una legge che considerasse reato l'appartenenza alla mafia. Sulla scia dell'emozione causata dalla sua morte, il Parlamento approvò finalmente la legge che avrebbe portato il suo nome. Ecco, un ricordo molto breve, Pontelli, però sicuramente una figura anche qui importante, no? La domanda da farsi è: quanti ne sono morti dopo Pio La Torre? Quanto inutile sia stata la sua morte, quanto inutili siano state le morti di Falcone, Borsellino, tutti gli uomini delle scorte, perché noi giustamente ricordiamo sempre il giudice o il politico, ma noi non dobbiamo dimenticarci che con loro muoiono le persone della scorta, cioè gente che sacrifica la propria vita per stipendi tutto sommato abbastanza bassi, anzi no, decisamente bassi, e per un credo, per una identità che hanno nei confronti delle persone che loro proteggono, sacrificano la propria vita. Infatti credo che sarebbe giusto anche che ci fosse un giorno a memoria che ricordasse le forze dell'ordine che sono morte assieme a questi personaggi. Purtroppo adesso, grazie al cielo, la mafia uccide molto meno, viceversa probabilmente quando non uccide vuol dire che sta lavorando. Certo, Corrado Bidoia. Quello che davvero io fatico a capire nei tempi moderni è proprio come mai la mafia, con tutto quello che porta con sé in termini soprattutto di mancato sviluppo del sud, dell'iniziativa privata che viene soffocata, non sia più un argomento di attualità. Perché se guardiamo l'ultima campagna elettorale, per esempio, si è parlato di migranti, la gente parla del nero fuori dal supermercato, ma della mafia non si parla. Abbiamo una parte dell'Italia in cui davvero fare impresa è difficilissimo e non se ne parla. Come giustamente è stato detto qui, se non uccidono più probabilmente è perché non ne hanno bisogno. Certo. Beh, abbiamo visto che anche qua nel nostro Veneto le presenze sono ormai conclamate. Zampieri? Purtroppo io penso che la commistione tra mafia e politica è ancora molto forte, in Italia soprattutto. Quindi la mafia è tuttora presente all'interno dell'istituzione tramite i politici che si compera e ogni tanto qualcuno viene scovato, però ancora tanti lavorano nel sottobosco. La mafia, quindi grazie a loro, è presente ovunque, è presente nelle attività produttive, adesso sempre di più anche al nord tra l'altro, e gode soprattutto degli appoggi delle istituzioni, quindi partendo dalla politica e a scendere nella catena. Quindi purtroppo il fenomeno è tuttora presente. Certo. Pallante. La prima risposta è un'indignazione etica profondissima, insomma, non è possibile che i rapporti tra le persone possano essere condotti attraverso la violenza, attraverso la prevaricazione, attraverso gli omicidi. E poi c'è l'aspetto economico. Credo che sia un grosso peso all'economia del nostro paese e quindi la mescolanza dell'aspetto etico con l'aspetto economico ha delle conseguenze devastanti. Certo. Ermanno. Pio La Torre aveva chiesto il porto d'armi e non gliel'hanno dato, quindi mi pare abbastanza evidente che lo Stato non c'era, come non c'è stato al momento di Borsellino e di Falcone, ma non c'è perché è distratto
è volutamente distratto. Il mancato dello sviluppo del Sud è necessario, se no i picciotti dove li trovo? Il picciotto è un morto di fame, che se deve in qualche maniera cavarsela perché non ha posto di lavoro, si aggrega a chi gli dà la possibilità di essere qualcosa e qualcuno, e allora si vende per niente. Oggi c'è la trasformazione della mafia, è vero? Perché non hanno più bisogno di picciotti, perché il picciotto quando andava a finire in galera costava, bisognava mantenergli la famiglia, bisognava difenderlo, pagare gli avvocati, perché sennò questo parla. Adesso c'è una bella immigrazione di persone che non hanno identità, non sono nessuno, possono spacciare e spacciano, ma non perché siano cattivi, perché non hanno alternative. E allora il picciotto non serve più. E allora possiamo anche affrancare il picciotto. Il picciotto era necessario, era funzionale allo spaccio della droga e a fare tutte quelle cose che poi abbiamo scoperto col grande processo di mafia di Borsellino e Falcone, ma che è soltanto il punto, diciamo, che emerge dell'iceberg, e tutto il resto non si sa, perché in effetti noi avevamo una cassa del Mezzogiorno che gestiva decine di migliaia di miliardi di lire e non si è visto un effetto di sviluppo economico al Sud per decine di anni. E allora la mafia serviva a riciclare attraverso opere fasulle. Abbiamo visto dopo il terremoto costruire dei monumenti che costavano centinaia di milioni, che erano sostanzialmente dei blocchi di cemento che avevano una parvenza di arte, ma ormai l'arte si può fare in qualsiasi maniera, e naturalmente chi prendeva quei soldi qualcosa doveva lasciare. E questa è la funzione della mafia. Poi la mafia in Sicilia ha creato una fabbrica di droga, fintanto che non c'è stato il momento in cui ha cercato di bloccare questo fenomeno industriale della droga, che poi veniva esportata in tutto il mondo, ma soprattutto negli Stati Uniti. È da lì che parte poi l'inchiesta Falcone e Borsellino su richiesta dell'FBI. Ma qui Pio La Torre dice: guardate che la mafia, e gli viene risposto: come possiamo fare una legge quando la mafia non esiste? Perché il problema era certificare che ci fosse la mafia. Se la mafia non riusciamo a definire cosa vuol dire mafia, non possiamo fare una legge. Questo era il problema. Che cos'è la mafia? Allora è un fenomeno di delinquenza, diciamo, organizzata, che, attenzione però, va da Catania a Palermo. Questa è la prima definizione di mafia dell'epoca, perché dice: se no andiamo a finire che troviamo i mafiosi anche tra i napoletani piuttosto che tra i romani, o qualche milanese ci casca in mezzo. Questo è lo Stato. Questo bisogna che ci pensiamo. Voi siete giovani, dovete tirare sulle mani, che noi ci abbiamo provato ma con pessimo risultato. Certo. Bene, allora chiudiamo qui la nostra pagina del memorandum e quindi del ricordo appunto di queste figure storiche. Adesso andiamo in pubblicità, ma a rientro inizieremo a parlare allora del denaro, che cos'è il denaro, come si crea il denaro, come sta cambiando le nostre abitudini e quale sarà poi il futuro. Questo dopo la pubblicità, tra poco.